Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'ex deputato Pino Galati e altre 2 persone sono indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro per la gestione dei fondi della società in-house Calabresi nel Mondo, sequestrati beni per 1,2 milioni di euro. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno sequestrato beni per 19 milioni di euro ad un medico chirurgo reggino, rappresentante della cooperativa che gestisce la clinica Nova Salus, nella quale, secondo gli inquirenti, sarebbero stati curati boss mafiosi. Il presidente della regione Mario Oliverio, all'indomani del fallimentare risultato elettorale ottenuto dal PD, si appresta ad un robusto rimpasto di giunta. Farò scelte in assoluta autonomia. La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a Nazareno Salerno, consigliere regionale di Forza Italia, coinvolto nell'operazione Robin Hood. La Procura di Vibo ha iscritto nel registro degli indagati 8 medici in servizio nell'ospedale di Tropea per la morte di una 59enne avvenuta 7 giorni fa. I magistrati hanno disposto la riesumazione del cadavere. Buonasera ad Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, l'inchiesta Calabresi nel Mondo, indagate 3 persone, tra loro anche l'ex parlamentare Giuseppe Galati. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP di Catanzaro su richiesta della procura diretta da Nicola Gratteri. Secondo le accuse, i fondi destinati all'ente in-house della regione Calabria sarebbero stati distratti per altri usi. Vediamo. I carabinieri appongono i sigilli ad uno dei beni sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Calabresi nel Mondo, un sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura diretta da Nicola Gratteri. Questa mattina i militari hanno eseguito il decreto a Catanzaro, Lamezia e Roma e nei guai sono finiti i vertici della Fondazione, tra loro anche Giuseppe Galati, ex presidente dell'ente in-house della Regione Calabria ed ex parlamentare non eletto nell'ultima competizione elettorale per il quale la procura aveva chiesto l'arresto non concesso dal GIP. Gli altri indagati sono Giuseppe Antonio Bianco, 67 anni, segretario della Fondazione nonché dirigente ad interim del settore affari generali della Presidenza della Regione Calabria, ora in pensione, e Mariangela Cairo, 48 anni, collaboratrice della Fondazione Calabresi nel Mondo. I 3 sono ritenuti responsabili a vario titolo di abuso d'ufficio, falsità ideologica e peculato. Secondo gli inquirenti, i fondi destinati alla Fondazione Calabresi nel Mondo sarebbero stati distratti per altri usi. L'inchiesta avrebbe evidenziato tra l'altro una gestione clientelare delle assunzioni, ma anche la violazione dello statuto della Fondazione nella parte in cui prevedeva la gratuità degli incarichi di presidente con la corresponsione di emolumenti senza il vaglio della giunta regionale. Le indagini inoltre hanno consentito di individuare l'illecita locazione di un locale a Roma. Secondo le accuse, Galati in particolare avrebbe assunto un considerevole numero di collaboratori per mantenere e incrementare il proprio bacino elettorale, cioè, come scrive il GIP, a soli fini clientelari. La procura aveva chiesto il sequestro di beni per oltre 1 milione, cifra indicata come danno per la regione, ma il GIP ha accolto la richiesta di sequestro in relazione alle somme che Galati e Bianco avrebbero percepito illecitamente, un totale cioè di 200.000 euro. La Fondazione Calabresi nel Mondo è attualmente sottoposta a procedura di liquidazione. E ancora la cronaca con l'operazione congiunta dei Carabinieri e la Guardia di Finanza a Reggio Calabria, sotto sequestro il patrimonio di un medico che avrebbe favorito boss e affiliati mettendo a disposizione i servizi di una clinica gestita attraverso una cooperativa della quale era il rappresentante legale. Vediamo. Ecco la clinica Nova Salus di Cannitello, la struttura sanitaria di Villa San Giovanni, gestita dalla cooperativa Anfora, della quale era medico responsabile e legale rappresentante il medico chirurgo Francesco Cellini, un professionista che, secondo inquirenti e investigatori, sarebbe stato al servizio di affiliati alle cosche latitanti. Su richiesta della DDA, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro del suo intero patrimonio, stimato in oltre 19 milioni di euro.
L'operazione, condotta da carabinieri e finanzieri, ha messo in evidenza come, in virtù dei rapporti di costante e reciproco scambio intrattenuti con il capocosca Pasquale Bertuca, Cellini manifestasse la disponibilità al ricovero presso la struttura sanitaria di soggetti mafiosi vicini al clan, consentendo loro di accedere ai trattamenti penitenziari meno afflittivi della detenzione carceraria. Sarebbe stata prestata assistenza sanitaria ai latitanti Pasquale Tegano e Giovanni Tegano. Sulla base delle indagini svolte, recitano gli atti della procura, è emersa l'esistenza di un solido, duraturo e stabile rapporto di contiguità funzionale del Cellini con la cosca Bertuca. Le intercettazioni ambientali hanno infatti provato come il Cellini abbia avuto frequenti e costanti rapporti con il boss e, nella sua qualità di rappresentante legale della cooperativa Anfora, si sia più volte adoperato per favorire il ricovero presso la clinica di esponenti di varie consorterie. Nella clinica infatti è stata curata la madre di Pasquale Bertuca, nonché alcuni esponenti di spicco dell''ndrangheta in regime di detenzione domiciliare. Nel corso degli accertamenti è emerso tra l'altro come, a partire dall'anno 2000, una consistente parte dei redditi annualmente dichiarati dal Cellini sia stata erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Queste erogazioni risulterebbero in evidente contrasto con quanto sancito dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. I redditi sarebbero stati percepiti indebitamente. Gli accertamenti bancari e i riscontri contabili hanno consentito di rilevare che il chirurgo nel corso degli anni ha prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti dell'Anfora per poi utilizzarli per scopi personali e investimenti immobiliari e finanziari. Ed ora la cronaca ci porta a Cosenza, dove sono stati convalidati gli arresti per le 6 persone finite in manette per furto di energia elettrica nel corso del blitz che c'è stato nel quartiere San Vito a Cosenza. L'operazione, lo ricordiamo, ha interessato alcune aree della città considerate critiche, tra queste anche il villaggio Rom di Via degli Stadi. Vediamo. Sono stati convalidati gli arresti per le 6 persone finite in manetta nel corso del blitz dei carabinieri di Cosenza nel quartiere San Vito. Le accuse per i 6 sono di furto di energia elettrica. Lo ha deciso il giudice monocratico di Cosenza che, accogliendo la richiesta dei legali degli imputati, non ha applicato la misura cautelare. Il blitz dei militari dell'Arma è scattato in alcune zone della città considerate critiche. Ecco i carabinieri impegnati nei controlli e nelle perquisizioni effettuate anche nel villaggio Rom di Via degli Stadi, un controllo preventivo del territorio che ha visto impegnati oltre 150 militari della compagnia cittadina supportati dalla squadriglia cacciatori Calabria, dalle unità cinofile e dai carabinieri forestali. Un'operazione per affermare la presenza dello Stato anche in quelle aree che appaiono al di fuori della legalità. Il messaggio degli inquirenti dunque è chiaro: non esistono zone franche. Nel corso del blitz sono state arrestate 6 persone già note alle forze dell'ordine per furto di energia elettrica, 9 invece quelle denunciate, 70 le utenze del gas controllate, di cui 37 staccate, 17 veicoli posti sotto sequestro e portati via col carro attrezzi. I carabinieri inoltre hanno sequestrato 2 aree dove erano stati stoccati rifiuti speciali. A breve si procederà alla bonifica. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di politica perché dovrò rendere conto solo ai calabresi. Sono le parole del governatore della Calabria, Mario Oliverio, che prende le distanze dalle appartenenze politiche. Sul rimpasto di giunta precisa deciderò io. Vediamo. La solitudine del governatore. Dopo il risultato elettorale la posizione si è cristallizzata e il presidente della regione prende le distanze da quelle che definisce appartenente, si svincola da lacci e lacciuoli della politica e ricorda il percorso che lo ha portato al 10° piano della cittadella regionale. Si voterà nel 2019 e Mario Oliverio dice chiaramente: dovrò rendere conto solo ai calabresi. Io sono stato designato dalle primarie e anche contrastato. Forse questo è stato anche, come dire, un peccato originale, però ecco, non dimentico mai che dalla designazione alla elezione io sono stato insignito dalla sovranità popolare, dai calabresi, quindi non devo dare conto a nessuno se non ai calabresi. Resta il problema della sanità. La sanità è commissariata da 7 anni, possiamo dire, e nei 7 anni ci sono anche questi 3 anni e i risultati sono drammatici, non diciamo negativi, sono drammatici perché a fronte della necessaria riqualificazione del sistema sanitario si sono operate scelte lineari, di tagli lineari che non hanno contribuito a risollevare
il sistema sanitario regionale nella misura in cui sarebbe necessario, perché i calabresi possano avere diritti alla pari di altri cittadini di altre regioni. Nel post voto Oliverio dovrà fare i conti con un'altra casella vuota nella sua squadra dopo le dimissioni dell'assessore Carmela Barbalace, l'estromissione dell'assessore Federica Roccisano. Ora resterà senza il vicepresidente, il professor Antonio Viscomi, eletto alla Camera. Lui ammette si procederà al rimpasto, ma sarà una giunta politica o tecnica? Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte che faccio e naturalmente proprio per questo le faccio in piena libertà. Restiamo alla cittadella regionale, dove sono state sottoscritte le convenzioni con i beneficiari dei primi bandi del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca 2018. Sentiamo. È di oltre 6 milioni di euro l'importo complessivo degli incentivi avviati nel settore della pesca dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che questa mattina presso la Sala Oro della cittadella regionale ha sottoscritto le convenzioni con i beneficiari dei primi bandi del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca 2018. Il FEAMP 2014-2020 rappresenta il nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione Europea. È l'ultimo dei 3 regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforme della nuova politica comune della pesca ad essere stato pubblicato dopo essere stato formalmente adottato dal Parlamento Europeo il 16 aprile 2014 e approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2014. Il FEAMP rientra nei cosiddetti fondi strutturali e di investimento europei, che stabilisce le norme comuni applicabili. Un iter che abbiamo chiuso dopo un po' di tempo, quindi giustamente vogliono le risposte i marinai, i pescatori. Noi abbiamo fatto questa grande operazione quest'anno, in questa programmazione, di includere tutti i pescatori, mentre la scorsa programmazione c'erano delle aree escluse. Questa volta potevano essere massimo 4 flag, che una volta si chiamavano GAC, e abbiamo detto devono entrare tutti i territori. Abbiamo fatto tutti i territori, ne abbiamo fatto 4 e li abbiamo divisi: 2 sulla zona ionica e 2 sulla zona tirrenica. Non è che abbiamo risolto in questo momento i problemi della pesca. I problemi della pesca calabrese sono tanti, è un settore importante. Iniziamo a dare qualche risposta, quindi noi firmiamo questa convenzione stamattina, entriamo nel vivo e quindi vogliamo aprire un tavolo con i pescatori calabresi e affrontare varie problematiche. In particolare saranno avviati interventi a bordo dei pescherecci, interventi volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca di Roccella Ionica, Catanzaro, Cetraro e Ciromarina, interventi destinati agli impianti di acquacoltura, oltre ad interventi destinati alla creazione o all'ammodernamento degli impianti produttivi di trasformazione dei prodotti ittici. Il consigliere regionale con delega all'agricoltura, Mauro Dacri, ha specificato che oltre a riproporre i 5 bandi già pubblicati nel corso del 2018, saranno avviati altri bandi destinati ai pescatori calabresi per la creazione di posti di lavoro e sarà possibile finanziare la formazione di tirocinanti disoccupati di età inferiore ai 30 anni. Ci sono aree del nostro territorio calabrese che vivono proprio di pesca e c'è un sacco di problemi e dobbiamo mettere anche nelle condizioni, perché noi se parliamo di pesca, agricoltura, questo è il nostro futuro e quindi dobbiamo cercare di stargli più vicino e venire incontro alle varie problematiche. Adesso a Siderno per l'incontro con il garante dell'infanzia Antonio Marziale. I temi affrontati erano il rapporto scuola-famiglia e i rischi legati all'utilizzo eccessivo degli strumenti informatici. Sentiamo. Genitori, solo genitori. La definizione di genitori amici, comprensivi e magari complici non è accettabile, lo ha affermato il garante per l'infanzia Antonio Marziale incontrando ieri alla scuola elementare Michele Bello di Siderno genitori e docenti del plesso. L'incontro organizzato da mamme e papà rappresentati da Alessandro Ruggero è stato caratterizzato da un confronto serrato tra Marziale e il pubblico. Il quadro reso dall'analisi del garante, che è anche presidente dell'Osservatorio Nazionale sui Minori, è abbastanza scoraggiante. Esiste, secondo Marziale, uno scollamento tra famiglia e scuola.
Va dunque recuperato il rapporto, se no si consentirà ai ragazzi di avere spazio aperto senza controlli, e i controlli invece servono anche quando si parla di social e tecnologia. L'attenzione deve essere massima. I bambini non dovrebbero avere telefonini in uso, è un esercizio deleterio. PlayStation, altra voce ansiogena, d'accordo, fa parte del quotidiano, ma il suo uso non può protrarsi per ore. Marziale in buona sostanza ha richiamato mamme e papà ad un maggiore rigore. Non si può essere permissivi. Quanto ai docenti, molti, forse perché non ancora pronti, non sono all'altezza, ed anche i professori e le professoresse devono avere un ruolo di educatori autorevoli. L'umanità è un conto, ma non la si confonda con contiguità. Il rischio è di non dare un senso alle cose e di deviare i ragazzi. La cronaca giudiziaria adesso, perché la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di Nazareno Salerno, consigliere regionale di Forza Italia, coinvolto nell'operazione denominata Robin Hood. E di oltre 200.000 euro il sequestro preventivo disposto dalla Corte di Cassazione nei confronti dell'ex assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno, attuale consigliere regionale di Forza Italia. La Suprema Corte ha confermato il sequestro in relazione all'accusa di abuso d'ufficio che viene contestata a Salerno nell'ambito dell'operazione Robin Hood. Le indagini avrebbero documentato una serie di manovre ritenute illecite intorno alla gestione dei fondi della Comunità Europea diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficoltà. Nazareno Salerno, in qualità di assessore al lavoro della Regione Calabria, è indagato per l'illecita liquidazione dei compensi in favore dei componenti del comitato di gestione costituito per la verifica delle domande di erogazione di credito sociale da parte dell'ente in-house Calabria Etica. Salerno, con altri 14 imputati, è stato rinviato a giudizio nelle scorse settimane. Il processo si aprirà il prossimo 5 aprile. E ancora per la cronaca un'ultima ora che arriva dal Crotonese, dove un giovane di 24 anni, Salvatore Astorino, impegnato a pescare lungo un fiume nel territorio di Verzino nel Crotonese, è finito in un burrone e risulta disperso. L'episodio è accaduto proprio nel tardo pomeriggio. Un altro giovane era in sua compagnia ed è finito anche lui nel burrone, ma è riuscito a risalire e a salvarsi, dando poi l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 2 squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ciro Marina e un altro del comando provinciale di Crotone, specializzata nel recupero e nel soccorso lungo i corsi d'acqua e le zone impervie, insieme ai vigili urbani di Verzino. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Morte sospetta all'ospedale di Tropea. La procura di Vibo Valentia ha iscritto 8 medici nel registro degli indagati. Si tratta dei sanitari in servizio al pronto soccorso nel reparto di medicina, 3 radiologi e un neurologo. Disposta la riesumazione della salma della donna deceduta una settimana fa. Distrutta da un incendio a Cosenza un'autofficina a carrozzeria in via Popilia. Secondo quanto si è appreso, a causare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito. Parte delle attrezzature e molte delle auto che si trovavano all'interno sono state distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, spente poi a notte inoltrata. 2 auto sono state distrutte, una terza è stata lievemente danneggiata dal calore per un incendio divampato la notte scorsa nel quartiere Gagliano di Catanzaro, provocando paura per le alte fiamme tra gli abitanti, ma nessun ferito. Dalle verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco non hanno trovato elementi utili circa l'eventuale origine dolosa del rogo. Un 27enne di Nocera Terinese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per detenzione ai fini di spaccio. Nell'abitazione del giovane sono state trovate, con l'ausilio di unità cinofile, sostanze stupefacenti di vario genere, oltre a bilancini elettronici, il cellophane ritagliato in piccoli pezzi e somme di denaro in banconote di piccolo taglio per complessivi 385 euro, soldi provento dello spaccio. Torniamo ora ad occuparci dell'omicidio Taranto avvenuto a Cosenza 3 anni fa, perché in appello è stata ridotta la pena per Mignolo, ritenuto il responsabile dell'assassinio, assoluzione per Leonardo Bevilacqua e pena invece confermata per Riccardo Altomare per i reati di favoreggiamento e false dichiarazioni.
Vediamo. Pena ridotta di 2 anni in appello per Domenico Mignolo, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Antonio Taranto avvenuto il 29 marzo del 2015 in via Popilia a Cosenza. Mignolo, secondo l'accusa, avrebbe sparato all'indirizzo di Taranto dal balcone della sua abitazione. Dunque, dopo la condanna a 18 anni inflitta in primo grado, oggi arriva la sentenza del processo di secondo grado presso la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, iniziato il 17 ottobre. Insieme a Mignolo erano imputati anche Leonardo Bevilacqua e Riccardo Altomare, condannati rispettivamente ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di favoreggiamento e false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e ai PM. La Corte d'Appello ha inoltre assolto Bevilacqua e confermato la condanna per Altomare. Il movente dell'omicidio, secondo la ricostruzione fatta in aula dall'accusa, è da ricercare nel fatto che Mignolo fosse arrabbiato per non aver ricevuto i soldi pattuiti mensilmente dal proprio clan nel periodo in cui era detenuto. Dopo la lite scoppiata in discoteca fra Mignolo e Bevilacqua, a cui era presente anche Taranto, ha fatto seguito la vendetta con quei colpi esplosi dal balcone. E ora parliamo di teatro, illustrati nel corso di una conferenza stampa i risultati ottenuti dal Teatro della Ginestra per la realizzazione del progetto di Teca. Portare il teatro nei piccoli centri e far incontrare le compagnie professionali calabresi con le comunità. Con questa mission è nato il progetto di Teca, Distribuzione Teatro Nord Calabria, che coincide con la provincia di Cosenza. Il progetto, gestito dalla compagnia Teatro della Ginestra e sostenuto dalla Regione Calabria con fondi PAC 2007-2013, prevede la realizzazione di 3 circuiti in 3 aree della nostra regione. Nord, corrispondente alla provincia di Cosenza, realizzato dalla compagnia Teatro della Ginestra. Centro, corrispondente alle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, realizzato dalla compagnia Portacenere. Sud, corrispondente alla provincia di Reggio Calabria, realizzato dalla compagnia Officine Ioniche delle Arti. Potrebbe essere il punto di partenza per un rinnovamento totale della circuitazione teatrale calabrese. Questo progetto ha portato a conclusione una prima parte di 3, programmando 42 titoli, 42 spettacoli in 17 location, facendo circuitare 14-15 compagnie, questo soltanto nella provincia di Cosenza, per cui poi termineranno per il mese di maggio anche l'area centro, che comprende la provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e l'area sud, che comprende appunto la provincia di Reggio Calabria. Si parte da qui perché c'è la necessità di poter far vedere gli spettacoli che vengono prodotti in Calabria. Il tema portante per noi è stato quello di coinvolgere tutte le compagnie teatrali calabresi, professionista, solo ed esclusivamente calabresi. Abbiamo in giro tante manifestazioni che propongono anche questi grossi nomi, queste compagnie di giro nazionali, eccetera, però di calabresi ne girano sempre relativamente pochi. Di Teca vuole essere un supporto alle compagnie appunto di casa. La Regione Calabria ha investito per la programmazione delle offerte culturali 30 milioni in 3 anni, 230 gli interventi già finanziati con fondi fino a 200.000 euro per grandi festival e 110.000 euro per gli eventi storicizzati. La triennalità, ha sottolineato la dirigente generale del Dipartimento Cultura Sonia Tallarico, ha consentito alle compagnie non solo di pianificare l'offerta, ma anche di accedere ai finanziamenti ministeriali del Fondo Unico per lo Spettacolo. Spesso si dice che fra calabresi non c'è unione, non si fa rete, invece in questo modo siamo riusciti a crearla, e la cosa principale che più mi rende orgoglioso è che si è creata un'alchimia fortissima fra noi colleghi, fra tante compagnie che hanno partecipato, e perché no anche con i comuni dove abbiamo portato gli spettacoli, che magari non avevano la possibilità, molti comuni, ormai è un periodo che i soldini mancano, di poter comunque programmare una stagione teatrale. Adesso parliamo di calcio, perché dopo l'amarezza per l'estromissione dalla Coppa Italia di Serie C, il Cosenza si rituffa in clima campionato. Le porte dei playoff sono spalancate, ma bisogna migliorare la propria posizione nella griglia, magari sfruttando le novità tattiche introdotte nel match di ritorno con la Viterbese. Servirà un Cosenza aggressivo e compatto nel prossimo impegno contro la capolista. Gianluca Pasqua.
E adesso ricomincia il campionato. Non che il Cosenza l'avesse perso di vista, concentrandosi sulla Coppa Italia, ma di certo percorrere le due strade che portano ai play-off, seppur con qualche patema di troppo, aumentava la possibilità di migliorare la propria posizione nella griglia spray di promozione. I Lupi ci hanno provato, superando un ostacolo dopo l'altro, vincendo i confronti con le migliori del girone C, Catania, Trapani e Lecce, e guadagnando l'accesso alla semifinale. Con il senno del poi, l'impegno meno proibitivo, 2 sfide con un avversario non trascendentale che però ha avuto dalla sua la sorte e non solo. Sarà la Viterbese a giocare la finale con l'Alessandria, facendo sfumare per i Lupi la possibilità di un remake della prima gara ufficiale della stagione in Coppa Team e anche di conservare nella bacheca il secondo trofeo nazionale della propria storia. Il Cosenza non ha perso a Marulla, anzi ha vinto e convinto, nonostante le tante assenze e l'atteggiamento rinunciatario e ostruzionistico dell'avversario. Appunti da tenere in considerazione per il futuro. 9 partite da disputare, 5 in casa e 4 in trasferta, 27 punti a disposizione per tornare a risalire la china, mettersi alle spalle il maggior numero possibile di avversari e affrontare al meglio i play-off. Si comincia da Lecce alle 20 di lunedì 19 marzo. Ben venga il confronto con la capolista per un Cosenza ferito nell'orgoglio che al cospetto delle prime della classe non ha mai tremato. Non c'è niente di meglio che una gara a viso aperto per misurare la propria forza e le proprie ambizioni. Io sono venuto qui, ho cercato, se era ultimi o penultimi, non mi ricordo onestamente, scusate. Insomma, quando sono venuto qua io ho cercato di mettermi 4-3-1-2 per cambiare il meno possibile, dopo che la batosta si prese con la Casertana. Poi abbiamo optato per la tranquillità, per la sicurezza che il 3-5-2 ti dà. Ultimamente stiamo creando poco, giocando in quella maniera. Abbiamo provato a fare questo allenandosi ieri, mi sembra, per la prima volta. Hanno dimostrato che per me hanno fatto una buonissima gara. Abbiamo dei ragazzi che secondo me ci possono arricchire molto. Abbiamo dei ragazzi tipo Mungo, che Tutino, che sanno giocare a calcio. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Nelle prossime ore temperature in aumento per l'arrivo di correnti meridionali che anticipano una perturbazione che invece ci interesserà nel fine settimana. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani cielo generalmente velato su tutta la regione, con temperature in ulteriore aumento, localmente massime superiori a 20 gradi. Vediamo ora invece come si comporteranno i mari ed i venti. Domani generalmente mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio, eccetto il Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso sotto costa. Ventilazione sempre da quadranti meridionali con intensità moderata. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per la cortesia e attenzione, appuntamento a domani. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.